lonely. Nobody waiting by your side. You'll be running and hiding miles alone. It's no just your foolish pride. Layla got me on my knee, Layla. I'm begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worried mind? I try to give you consolation when you hold me, let you down. Like a fool, I fell in love with you. Without the amount of just a dime, Layla got me on my knee, Layla. I'm begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worried mind? Let's make the best of the situation before I finally go inside. Please don't say we'll never find a way. Tell me all my love is pain. And Layla got me on my knee, Layla. I'm begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worried mind? Giada Moschella. Grazie. Buonasera. Buonasera a tutti. Benvenuti. Benvenuti alla prima edizione dello Stintino Young Band Festival in onore di Giampiero Dylan Doppio. Allora, abbiamo appena visto un video dove c'è un amico di questo appuntamento estivo che purtroppo ci ha lasciato, Antonello Compres Coraduzza. In questo video lui suona con la vincitrice della prima edizione dello Stintino Guitar Festival, che è ospite stasera e che si chiama Giada Moschella. Giada Moschella, scusate. Giada Moschella è anche lei stintinese. È emblematico per noi, abbiamo voluto iniziare con questo video perché in questo video Giada vinse la prima edizione, la prima volta che noi ricordavamo questo caro amico stintinese Giampiero Doppio, e in questa occasione aveva vinto una chitarra e questa chitarra era la chitarra gentilmente e con amore offerta dalla famiglia di Giampiero, era nella sua cameretta e loro l'hanno voluta donare perché il senso di questo festival e delle precedenti edizioni con i contest
è stato quello di voler far rivivere Giampiero, nel vero senso della parola, attraverso la musica, che era quello che sapeva fare veramente nel migliore dei modi. Questa chitarra quindi è passata nelle mani di Giada, che continua a suonarla, la suonerà anche stasera e continua a suonarla nei suoi concerti. Questo per noi è una cosa molto bella e molto importante per ricordare questo nostro grande amico, Giampiero di Landoppiu. E in questo video, un applauso a Giampiero, e in questo video sono uniti quindi in maniera magica sia Giada che Antonello, che ricordiamo, per chi non lo sapesse, Antonello era un grande musicista, un chitarrista di fama nazionale, aveva suonato come chitarrista nella band di Fiorello per oltre 17 anni e ha suonato e inciso con Riccardo Cocciante, Marco Masini, Enrico Ruggeri e altri grandi artisti italiani. Ed è stato il presidente, proprio perché era affezionato a questo appuntamento, il presidente per le diverse edizioni della contest Giampiero di Landoppiu, che quest'anno ha cambiato un po' format proprio. Sì, abbiamo voluto cambiare il format, ma chi ce l'ha suggerito è stato proprio Antonello, nel senso che lui ci diceva cambiamo. Prima il contest era una gara dove c'era una competizione tra ragazzi, tra giovani chitarristi sardi. Lui l'anno scorso ci disse ripensate un po', perché come diceva lui testualmente la musica è arte, la musica non è competizione, non è una gara, quindi fate in modo di trovare un'altra idea. E diciamo che ci abbiamo parlato, ci abbiamo pensato, e questa è la nostra idea, cioè dare un palco a dei ragazzi giovani, delle giovani band, per farli esibire qua, senza premi, senza gare, ma solo mettendo sopra, come ci aveva suggerito lui, la sua arte. Grazie quindi in ricordo di Antonello e in ricordo soprattutto di Giampiero di Landoppiu. Sì, lui dice. Antonello diceva che l'arte è creatività e quindi dare l'opportunità a dei ragazzi, a delle giovani band di poter unire la loro creatività anche alla professionalità. Infatti stasera le band sono assistite nelle loro performance da un service professionale, quindi è un'occasione anche per questi ragazzi di poter suonare su un palco accompagnati da questi professionisti, e ringraziamo infatti il service premiata ditta Davide Merlini. Non solo, ma ci saranno anche le riprese video che sono affidate ai service Matris. Quindi stasera niente gare, niente giurie, puro divertimento sulle note delle band che adesso vi presenteremo. Sono gruppi comunque di ragazzi e di ragazze isolani, uniti dalla passione nel fare musica, nel condividere e divertirsi. Ci sono anche. Cosa c'è? Queste band, sempre come abbiamo detto, in ricordo di uno straordinario musicista, uno straordinario chitarrista, libero, lo definiamo così, libero, e stasera si esibiranno 8 band. Queste band non le vogliamo presentare noi direttamente, perché anche abbiamo voluto dare un po' una nota di gioventù anche alla presentazione, quindi svecchiare un po'. E quindi abbiamo con noi 3 giovani ragazze che presenteranno i gruppi di giovani, e sono Amelia Faedda, Silvia Capitta e Viola Tedde. Quindi saranno loro a raccontarvi i gruppi che stasera si avvicenderanno in questa location, quanto mai suggestiva. Sì, infatti ringraziamo anche il Comune di Stintino per averci fornito questo spazio veramente anche romantico, con uno dei 2 porti di Stintino alle spalle, anche se adesso è calato il sole, il tramonto non c'è più, però veramente una location magica per questi ragazzi. Ringraziamo il sindaco Rita Vallebella, l'assessore al turismo Marta Diana, insieme alla Fondazione Banco di Sardegna e l'associazione Stintino Centro Commerciale Naturale, che appunto ci hanno permesso di essere qui. Certo. Ringraziamo anche, salutiamo i ragazzi che non hanno potuto partecipare, perché sono arrivate più richieste di quelle che potevamo accontentare, quindi grazie a loro speriamo, magari se ci sarà una prossima edizione, di poter collegare altre band di giovani. Ampliare, crescere ulteriormente. Certo, assolutamente. E tra l'altro stasera avremo la visita anche della sindaca Rita Vallebella, che verrà a salutarci, a dire 2 cose. Ma nel frattempo iniziamo con il nostro festival, la cosa più importante. E quindi partiamo con la musica e diamo la parola
alle ragazze. Allora, buonasera. Questa sera si esibiranno qua 8 talentuose band di musicisti isolani che sono state selezionate dall'organizzazione nei mesi scorsi. Ci teniamo ad evidenziare che le band presenteranno quasi esclusivamente proprie produzioni musicali e questo darà ancora più valore alla loro presenza. Ecco i nomi delle band in ordine di apparizione: Mad Dog, Driven, Crasa Fama, La Terapia, Whisper Sound. E per finire Vuli Carot e Ultima Thule. Un applauso. Allora, precisiamo che i Crasa e i Driven sono ospiti extra della serata, in quanto avevamo già chiuso le selezioni, però ci tenevamo che questi due gruppi partecipassero, quindi il tempo a loro disposizione è un pochino inferiore rispetto agli altri, ma come sentirete non potevamo perderceli. Bene, adesso allora siamo pronti, abbiamo detto tutto, iniziamo con la prima band e quindi la presentiamo. Allora, la prima band che si esibirà stasera sono i Mad Dog. I componenti sono per la voce e chitarra Renato Marchisio, nei basso e cori Davide Dore, Jacopo Sale alla batteria e Luca Pintus alla chitarra. Il loro genere musicale è indie rock. I Mad Dog nascono nel 2023 come cover band pop punk. I Mad Dog si sono esibiti in svariati locali e piazze del territorio di Sassari, Cheremule, Torralba e Alghero. Per il futuro vorrebbero creare una scaletta interamente composta dai loro pezzi. Un applauso ai Mad Dog! Ciao. Questa è una nostra canzone, si chiama Ti prego. Un'altra sera qui, ancora un altro film. Che cosa ne sarà di me? E chiudo gli occhi e poi ci siamo solo noi, io e la mia malinconia. E giro ancora intorno, rido e sento che io non voglio crescere. Ti prego, resta ancora un po' con me, perché io non voglio uscire, il mio disagio qua non c'è. Mi serve una scusa per restare un'altra sera qui. Io non capisco se so strano se da te non riesco più ad andarmene. La gente pensa che non vedo ciò che c'è per restare dietro a te. E giro ancora intorno, rido e sento che io non voglio crescere. Ti prego, resta ancora un po' con me, perché io non voglio uscire, il mio disagio qua non c'è. Mi serve una scusa per restare un'altra sera qui.
non c'è. Mi serve una scusa per restare un'altra sera qui. Grazie mille. Ui. Cogliamo questo momento per presentarvi gli uomini che mi accompagnano. Davide Dora al basso. Un applauso a Jacopo Sale alla batteria. E un speciale ringraziamento a Luca Pintus, che è la sua prima serata con noi alla seconda chitarra. Il mio nome è Renato. Questa si chiama Girl. Girl, too much to be my friend. I saw her brush my teeth. It's the Peter's nails. Girl, too much to be my friend. I saw her up on my pimples, and now we wash my hair. Yeah, do what you be my friend. I swear I was my head. Now we share my bed. But yeah, do what you be my friend. I won't fall in love with you, but maybe that's not true. I'm a son of a bitch. Yes, I'm a son of a bitch. I'm a son of a bitch. I'm a son of a bitch. It's all please give me. It's all please give me. It's all please give me. So please give me. Grazie mille. Anche il prossimo nostro pezzo, come d'altronde molti in questo breve set, si chiama You and Me. Why does it have to be so hard to be in love with you, girl? Please tell me where I'm going wrong. I try to fix it up now. I tried so many times to let you go, but never worked it. Please tell me where I'm going wrong, because I mean it. All I want is you and me and you and me, but all I have is my sad reality. Please don't let me.
just you and me, but all I have is my sad reality. Please don't leave me on my sorrow. Please don't leave me. All I want is you and me, but all I have is my sad reality. Please don't leave me on my sorrow. Please don't leave me. Grazie mille. Il prossimo pezzo è una cover, l'unica cover che faremo stasera. È un pezzo vecchiotto, si chiama You Really Got Me. Girl, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can sleep at night. Oh yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. See, don't ever set me free. I always wanna be by your side. Yeah, you really got me now. You got me so I can sleep at night. Oh yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. Oh yeah. See, don't ever set me free. I always wanna be by your side. Yeah, you really got me now. You got me so I can sleep at night. Oh yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. Grazie. If you want my body and you think I'm sexy, come and sugar let me know. Mi ricordo ancora di te, eri seduta sola ed erano quasi le 3. La sigaretta accesa fra le labbra che... No, veramente non mi ricordo il testo, scusate. Mi ricordo ancora di te, eri seduta sola ed erano quasi le 3. La sigaretta accesa fra le labbra che bruciava con te e la gente che c'è e cantavano la. Scusami, non mi ricordo il tuo nome, me l'hai scritto sopra il braccio, ma è andato via col tempo e ora non so dove sei, nemmeno che cosa vuoi. E so che non è facile, ma puoi fidarti di me. Non sono il tipo che ti lascerà senza perché, ma il fumo sale
ma ancora non ci sei. Tutto il giorno mi è rimasto che ne porto in mano e tuo trucco un po' stavato sulle mie labbra che bruciano senza di te. Mi hai detto di lasciarti stare, che faresti solo male, ma non sai che io morirei per te. Ma il fumo sale su e non ti vedo più ormai. E cantavano la 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 la, non so più dove sei, non so più dove sei, e sai, è tardi ormai, ma ancora non ci sei, non so più dove sei. Ma il fumo non c'è più e non ti vedo più. E cantavano e cantavano e cantavano non so più dove sei, non so più dove sei, sai, è tardi ormai, ma ancora non ci sei, che il fumo sale su e non ti vedo più. Grazie, fa ridere che mi sono dimenticato il testo, uno di una canzone che ho scritto io, e proprio perché l'ho scritta io potevo fare finta di niente perché non la conoscete, però meglio essere onesti. Vi salutiamo con un altro vi salutiamo con un altro nostro inedito. Ciao. I wanna see you alone, the way to never, never let you go. I wanna see you crawl to me and never, never let me go. But it feels like I'm dying, I could never let you go. I know I'm leaving you just because I know I never want feelings. You just want to love me forever, but I know for sure that I want you back. I wanna see you on the floor, lying off asleep, say please don't go. I wanna see you blow my head into your world. I've been feeling insecure, you and me could never work, but I try to shook you on and on and on and on, because I know I never want feelings. You just want to love me forever, but I know for sure that I want you back. Davide. I never want to feel it now. I never want to feel it now. I never want to feel it now. I said now, I know I never want to feel it now. I know I never want to feel it now. I know I never want to feel it
Grazie a tutti. Ringraziamo tutti quanti coloro che hanno reso possibile questa bellissima cosa. Ringraziamo il comune di Stintino e voi. Un bacio, ciao. I Mad Dog! Complimenti ai Mad Dog. Un applauso per i Mad Dog! Dopo questa esibizione saliranno sul palco i Driven. I Driven sono composti da Giuseppe Fara, Eleonora Dettori e Mirko Doro. Il loro genere musicale è rock, funk e soul e sono una band nata dalla voglia di suonare i grandi classici del rock e della black music. Hanno inciso un brano nell'album Ponimenti a me di Beppe Dettori ed in seguito partecipato al festival Animas Radici e Futuro del suddetto artista. Si sono esibiti in diverse serate realizzate nella scena musicale sassarese in vari locali. I Driven vorrebbero vivere di musica professionalmente e condividere le loro canzoni con passione. Un applauso ai Driven. Ehi, ciao a tutti, buonasera a tutti. Vi ripresento questi meravigliosi musicisti, abbiamo anche un'aggiunta, un nostro carissimo amico e meraviglioso musicista Walter Basa alle tastiere, Mirko Doro alla chitarra, Giuseppe Fara alla batteria, io sono Eleonora Dettori e vi faremo... Grazie. Vi faremo 2 cover, nelle quali noi siamo molto affezionati, ci piacciono molto. Niente, buon ascolto.
Bene, noi con questo brano vi lasceremo. Volevamo ringraziare il service, l'organizzazione di questo evento. Grazie a tutti per l'opportunità e niente, buon ascolto. Grazie a tutti. Walter Masala, Mirko Doro, Giuseppe Fara e Eleonora Dettori. Grazie, ciao. Complimenti ai Driven! Facciamogli un grande applauso! Continuiamo con un altro gruppo, i Crasa, di cui i componenti sono al basso Gabriele Griva, alla chitarra Gabriele Serra, alla chitarra Mirko Doro, alle tastiere Walter Masala, alla batteria Giuseppe Fara. Il loro genere musicale è il fusion funk. I Crasa sono un progetto che nasce nelle intuizioni musicali di Gabriele Griva, all'interno del quale mescola fusion, funk e latin. L'obiettivo principale è quello di offrire un'esperienza musicale, quindi un viaggio oltre i generi. Questa è la loro prima volta dal vivo, quindi un grandissimo applauso ai Crasa.
Buonasera a tutti. Secondo me, così come nella vita e nella musica, non servono molte parole, quindi buon ascolto.
Avete presente quando...
Complimenti ai Crasa, facciamo un casino per i Crasa. Ora continuiamo con il seguente gruppo che si esibirà, sono i Fama. E i componenti sono Gabriele Fancellu, Vartel Masala, Mirko Doro e Giuseppe Fara. Il loro genere musicale è il rock.
I Fama sono una band rock che è nata a Sassari alla fine del 2022 dalla collaborazione del cantante, chitarrista e bassista Gabriele Fancellu e dal tastierista Walter Masala. Hanno all'attivo 2 singoli pubblicati indipendentemente su tutte le piattaforme digitali nel 2023. Vantano numerosi concerti live, tra cui l'apertura di una delle tappe del tour estivo di Beppe Dettori e nel settembre 2024 e partecipazioni a festival della loro zona. Hanno inoltre partecipato al Contest Tour Music Fest a Roma nel 2023 e sono stati semifinalisti della 37esima edizione di Sanremo Rock, esibendosi a Ferrara nel 2024. Completano la formazione dei Fama, il live, il chitarrista Mirko Doro e il batterista Giuseppe Fara. I Fama sognano che la loro musica possa arrivare ad emozionare quante più persone possibili. Lo stile dei Fama si definisce eclettico, affiancato da testi di riflessioni sulle fragilità e sulle debolezze dell'uomo. Un applauso! Don't know what I'm gonna do without. There's no feeling, there's no conversation at all. My head is about to explode. I hear people come, I hear people go. What if I'm going to love someone? It's been a long time, you know it. But something's happening in my head. I hear people come, I hear people go. Confusion is a nightmare. Oh, you fireworker. She sends me pictures of fun, of a new body that I want. It's like a swimming pool for who doesn't know how to swim anymore. Confusion is a nightmare. Oh, if I were there. And I wanna be your ghost, the ones you never go, and the ones you never see. And I wanna be your ghost, the things I fear I know, but everywhere I go, confusion is a nightmare. Oh, if I were there. Confusion is a
Grazie. Così che non mi spezzi, così che tu mi usi, se non mi fai cadere mai. Questo è ciò che dico, un oracolo infinito. Se non mi fai cadere mai, perché ho una mina pronta ad esplodere qui per te. Con le mani in mano ti sento anche un po' strano che tutto questo sia scritto solo per me, perché hai paura di avere sbagliato e glorificato tutto quello che ha sempre fatto. Chiusa in un astuccio, aspettando un miraggio, ma se non ti muovi arrivare è la nostra fine. Ottusa il fuoco incline di essere normali, perché ho una mina pronta ad esplodere per te. Con le mani in mano ti sento anche un po' strano che tutto questo sia scritto solo per me, perché
avete sentito in ordine Fireworkhead e Matita, il nostro pezzo in inglese, il nostro pezzo in italiano scritto da poco, era praticamente la prima esibizione che facevamo su questo pezzo. Grazie a tutta l'organizzazione, grazie al service, grazie a chi ha reso possibile questo momento e vi lasciamo con l'ultimo pezzo. Si possono accendere i microfoni? Fogo interno pra consumir o inferno fora daqui. Fora daqui. Fora daqui. Fora daqui.
Complimenti ai Driven, Fama e Crasa. Facciamo un altro grande applauso per questa bellissima performance. E adesso saliranno sul palco La Terapia, i cui componenti sono Diego Budroni, Federico Reni, Federico Meloni e Simone Doro, e il loro genere musicale è il New Wave post-punk. L'idea della band è partita da 3 amici all'inizio del 2024, tra cui 2 che comprendono la formazione attuale: Simone Dore, il chitarrista, e Diego Budroni, voce e tastiera, a cui venne in mente il nome La Terapia, ispirata alla canzone Curami dei CCCP. Entrò poi il batterista attuale, Federico Meloni, e seguì il primo live della band il 9 gennaio del 2025 al Vintage Café. Dopo poco tempo arrivò il bassista attuale Federico Reni, da cui iniziò una realizzazione di inediti più concreta e produttiva, ispirata alla New Wave degli anni '80, ma con importanti influenze derivanti dalle varie correnti musicali seguiti da tutti i membri. In contemporanea hanno fatto e continuano a fare diversi concerti dal vivo che aumentano parecchio il seguito della band. La Terapia vuole sperimentare e registrare i loro inediti e pubblicizzarli, così da farli arrivare a più persone possibili per trasmettere emozioni in modo da far aumentare sempre di più la loro passione, cioè suonare. Un grande applauso alla Terapia. E allora, nel frattempo che i ragazzi stanno ultimando la preparazione della loro serata, volevo chiamare qua una gradita sorpresa. È arrivata il sindaco di Stintino, Rita Vallebella. Con piacere abbiamo la possibilità di scambiare 2 parole con lei e di avere i saluti della città. Grazie. Buonasera a tutti, si sente? Buonasera a tutti. In realtà io mi trovavo fino adesso al Museo delle Tonnare, dove abbiamo fatto un evento che aveva per oggetto gli artisti di Stintino, le opere degli artisti di Stintino. È stato molto bello, tra l'altro c'era proprio anche un musicista, un giovane ragazzo di 14 anni, Pietro Solinas, che ci ha intrattenuto con dei pezzi dalla classica al rock, quindi è una cosa meravigliosa. Quindi qui sta accadendo la stessa cosa, purtroppo si sono sovrapposte le cose, ma insomma va bene, è musica, è arte, quindi va bene. Abbiamo iniziato a scaldare. Esatto, tanto i ragazzi avevano bisogno di tempo, quindi mi hanno chiamato, vai a coprire il buco. Vabbè, insomma, ed è bellissimo perché lo stiamo facendo nel ricordo di un nostro caro concittadino che è il Giampiero Doppio. Giampiero Doppio, che non c'è più, ma che è stato un grande musicista e che ha avuto sicuramente occasioni di esibirsi, ma non quanto meritava, perché era un grandissimo artista, è andato via prima che il mondo lo conoscesse. Ma oggi stiamo offrendo l'opportunità, e ogni anno lo faremo perché abbiamo cambiato formula. La prima formula, quella originaria, era una sorta di talent in cui c'era un premio, però giustamente Antonello Corraduzza, che anche lui purtroppo non c'è più, però Corraduzza aveva osservato che forse metterli in competizione non era una buona idea, quindi abbiamo cambiato formula e ce li abbiamo qua semplicemente davanti a un pubblico che spesso questi ragazzi non hanno così numeroso, perché possano esprimere la loro arte, la loro passione, la loro competenza, perché poi sono tutti musicisti, diciamo, formati oltremodo. Quindi cosa dire? Grazie che siete qua ancora, noi ogni anno lo riproporremo nel ricordo del nostro concittadino, ma anche di Antonello Corraduzza, che è stato per noi sempre uno degli arbitri, cioè dei giudici. Dei giudici, sì, un punto di riferimento, un grande consigliere, quindi un grande aiuto nella formazione delle serate. È anche un estimatore di Dylan, no? Sì. Gli piaceva. Dylan sì. sarebbe... Giampiero, il nostro Giampiero, il suo nome d'arte. Dylan la dice lunga quanto era bravo Giampiero. Va bene signori, divertiamoci insieme, ascoltiamo questi ragazzi. Grazie mille. Buona musica. Volevo dire che Giampiero e Mario, che è qua con noi, uno degli organizzatori amici di Giampiero,
una delle cose che mi raccontavano loro, ed è una cosa comune per chi ha avuto una band da ragazzo, è la passione della musica, ma anche la difficoltà di potersi esibire, perché era sempre difficile per loro trovare dei contesti in cui esibirsi. Quindi quello che abbiamo provato a fare, continueremo a provare a fare con il vostro aiuto, è quello di dare una bella location come questa, dare la possibilità a loro di avere un palco con un service professionale, con del pubblico, quindi dare questa opportunità che magari Dylan e Mario e tanti altri musicisti non hanno proprio avuto all'età di 16 anni, 17-18 anni. Quindi grazie a voi che ci permettete. È esattamente questo lo spirito col quale lo facciamo e col quale accogliamo tutti gli artisti. Tra l'altro da poco abbiamo approvato un regolamento comunale per accogliere gli artisti di strada, per cui sappiatelo ragazzi che potete venire a suonare, tra l'altro sì, è importante che lo sappiate, perché qui mica della musica. Stintino a musica free, nel senso che noi siamo costretti, no? Tutti dovete pagare quel piccolo obolo alla CI, ma metà di quell'obolo la paghiamo noi. Quindi gli artisti Io sono direi un applauso, benvenuti. qua ci vuole tutto, perché queste iniziative sono da premiare. Grazie Sindaco. Grazie. E a voi il prossimo gruppo. Buon divertimento. La terapia. Buonasera a tutti. Oggi vi faremo sentire gran parte dei nostri inediti. Il primo si chiama Foratura. Descrivere la tua presenza che tormenta ogni mio momento. Vorrei avere una voce più forte per annientare il dolore incessante, ma la tua parte di animo ha rovinato ogni cosa per sempre. La mia vita non ha visto parole per descrivere la tua presenza che tormenta ogni mio momento. Vorrei avere una voce più forte per annientare il dolore incessante, ma la tua parte di animo ha rovinato ogni cosa per sempre. Vorrei avere più forte per annientare il dolore incessante, ma la tua parte di animo ha rovinato ogni cosa per sempre. Grazie.
Il prossimo brano parla di mesmerismo, si intitola Mesmer. Il tuo magnete potrà saziarlo, la mia armonia ritornerebbe. Sento muoversi il fluido statico, c'è qualcosa che lo sta fermando. La, 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 il tuo malessere e la paura di una tensione che deve morire. Non sento muoversi i miei ricordi e c'è qualcuno che mi sta fermando. La, 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 Grazie mille. Il prossimo brano invece si intitola Segnal. Bruciare
sognare. Per non farti più del male, per non farti più del male, per non farti più del male, per non farti più del male. Segnal, in fondo al cuore, io segnal, vivi nel terrore, brucia in fondo al cuore, brucia in fondo al cuore, brucia in fondo al cuore, brucia in fondo al cuore. Per non farti più del male, per non farti più del male, per non farti più del male, per non farti più del Il mondo crolla! Spesso a commettere grandi errori, veramente porta spesso a commettere grandi errori, veramente porta spesso a commettere grandi errori, veramente porta spesso a commettere grandi errori. E il mondo crolla, e il mondo crollerà, e il mondo crollerà. Veramente porta spesso a commettere grandi errori, veramente porta spesso a commettere grandi errori, veramente porta spesso a commettere grandi errori, veramente porta spesso a commettere grandi errori. E il mondo crolla, il mondo crollerà, il mondo crollerà.
Thank you so much. Siamo giunti agli sgoccioli di questa nostra corta esibizione. È l'ultima canzone, sempre nostra, di questa breve scaletta. Si intitola Sei sparito. Nel buio tu che eri un angelo, sottratta al destino, fatta schiava dell'odio. E sarà colpa del vento che ti ha portata via. E sarà colpa del vento che ti ha soffiata via. Tutte le notti sogno tra le stelle. E tutte le notti io ti cerco tra le stelle. Neanche lo sciamano ti visiterà. Neanche lo sciamano. Grazie a tutti, buonanotte, buona serata. Grazie ancora per questa occasione magnifica. Facciamo un bel applauso alla terapia! Ora proseguiamo con un'altra band, sono i Whisper Sound, componenti Eleonora Pili, voce solista e chitarra acustica, Giada Moschella, chitarra solista e voce. Il loro genere musicale è il pop folk italiano. Il Whisper Sound è un duo consolidato dal 2015. Si incontrano al liceo musicale dove entrambe studiano chitarra classica. Le loro formazioni differenti, Eleonora con una laurea in chitarra classica e Giada con una laurea in chitarra jazz e background pop rock, si fondono in un dialogo ricco di sfumature dove ogni brano diventa terreno fertile per contaminazioni stilistiche. Negli anni fanno parte di diverse band fino alla recente partecipazione al Festival di Ababula con il progetto di orchestra per un tributo a Lucio Dalla. Per i progetti futuri attualmente stanno lavorando a Limbas, un progetto sulle lingue romanze, un repertorio pensato per la chitarra e le musiche popolari in sardo, italiano, spagnolo, portoghese e francese. Un applauso a Whisper Sound.
Don't you know they're talking about a revolution? The sound like a whisper while they're standing in the water, crying out to doorstep of desert years of salvation, wasting time and employing line, singing around, waiting for a promotion. Don't you know they're talking about a revolution? The sound like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Who said you better run, 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 run. Finally the tables are starting to turn, talking about revolution. Finally the tables are starting to turn, talking about revolution. Oh no, talking about revolution. Oh no, talking about revolution. Oh. Don't you know you better run, 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 run. Who said you better run, 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 run? Finally the table is starting to turn, talking about a revolution. Finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, talking about a revolution. Oh, talking about a revolution. Grazie. Allora, buonasera a tutti. È un piacere enorme essere qui per noi stasera. Io sono qui grazie alla mia splendida collega Giada Moschella, da Stintinese Doc. Mi ha permesso di accompagnarla in questa meravigliosa manifestazione. E lei, molto legata sicuramente a Giampiero, e sicuramente per te è stata una grande ispirazione. Per me lo è stato Antonello Corraduzza. Io sono una sua compaesana e quindi è meraviglioso vedere che lo ricordate insieme a Giampiero. Grazie. Don't let me down.
she do. Ooh, she do. Yeah, she do. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. I'm in love for the first time. Don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. And from the first time that she really done, oh, she done me good. I guess nobody ever really done. Oh, she done me good. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down.
forse non siamo perfettamente coordinate con l'energia micidiale che ci ha invaso con questi gruppi meravigliosi, però momento soft. Every breath you take, and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see you belong to me? I'm a poor age with every step you take, every move you make, and every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Since you've gone, I've been lost without a trace. A dreaming night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I long for your embrace. Keep crying, baby, baby, oh, can't you see you belong to me? I'm a poor age with every step you take, and every move you make, and every breath you take, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. I'll be watching you. I'll be watching you. Ooh, I, ooh, I, ooh, I, ooh, I, ooh, I, ooh, Isopaz, e voglio essere chi voglio uscire fuori da casa mia, Isopaz.
pazzi, e c'è il popolo che mi aspetta, scusate vado di fretta, non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore, nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone, e lo Stato questa volta non mi deve condannare, chi sono pazzi, chi sono pazzi, ed oggi voglio parlare. Ci siamo dimenticati di dirlo, era l'ultimo. Buon proseguimento di serata. Allora, complimenti veramente alle Whisper Sound per la loro eleganza e raffinatezza che ha veramente conquistato il palco. Adesso passiamo alla prossima band, Vuli Carot. Allora, i Vuli Carot sono composti da Charlie, voce chitarra, Miriam, core chitarra, Elena, basso, Giovanni, batteria. Il loro genere musicale è il punk. E si sono formati a febbraio di quest'anno e dopo qualche cambio di batterista hanno trovato la line-up definitiva. Hanno suonato in diversi locali di Sassari e partecipato al Sundays Festival lo scorso mese. I Vuli Carot vogliono conquistare un grande pubblico con la loro musica, incidere un album e suonare dal vivo anche fuori dalla zona di Sassari. Dicono di se stessi
e punk. Un applauso! Situazioni risolte si risolvono, mi ricercano e mi trovano, è come distrarsi a lezione e vedere della vita una nuova edizione. Sono ubriaca magia, con la mente che viaggia in questa dimensione distruttiva, scomparirò fino alla mattina. Posso godermi la confusione, scomparire per ore, pregare davanti al cesso per dimenticare un fallimento. Non mi sono persa, perché non mi sono mai trovata. Ogni giorno è una grandezza, pensieri svaniscono nell'ubriachezza. Posso godermi la confusione, scomparire per ore, pregare davanti al cesso per dimenticare un fallimento, per dimenticare un fallimento, per dimenticare un fallimento. Grazie a tutti. Grazie. Senti. Questo era l'ultimo pezzo che abbiamo scritto, si chiama Confusione Marcia. Adesso andiamo dritti con un altro nostro pezzo che si chiama Sesso e caffè. Pulika Rock. Alla batteria Giovanni Virdis. Al basso Elena Barge. Voce chitarra Miriam Papers. Voce chitarra Farley Giles. Io vado a provare, ma lui continua a chiamare.
detesto. Vieni a farmi una saletta. Vuole il caffè, ma il sesso dov'è? Non c'è. Vuole il caffè, ma il sesso dov'è? Non c'è. Ti aprirei solo i colori. Odio pure la mia conta delle superiori. Vuole il caffè, ma il sesso dov'è? Non c'è. Vuole il caffè, ma il sesso dov'è? Il senso che te non è neanche tu. Grazie. Bene, questi erano due nostri pezzi. Adesso faremo una cover che è Cry Baby dei Destroy Boys. I wanna hear you say, don't wanna need to be praised. I wanna hear you say, don't wanna need to be praised. You got to feel this way, so you scream, you gave it all away. You scream, I can't hear, but I cannot see. I can hear, but I cannot see. I can hear, but I cannot see. Cry, baby. I want you to write it down, so you when I keep coming around. I want you to write it down, so you when I keep coming around. You gotta feel this way, so you scream, put it in, you give it all away. So you scream, put it in. I can hear, but I cannot see. I can hear, but I cannot see. I can hear, but I cannot see. Cry, baby.
Adesso faremo un'altra cover che è una cover dei Deftones. Una cover di una cover di una cover di una cover che è Please Please Please. Sing like I heard, make it good. So for once in my life, let me have what I want. Lord knows it will be the first time. Haven't had a dream in a long time. Sing like I heard to make it go. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it will be the last time. Lord knows it will be the first time. Scusate, si è scaldato Farley Chase. Miau. Adesso un altro nostro pezzo invece che si chiama Corpi Morti e ha scritto il nostro grandissimo cantante. È un pezzo che parla di quando si lascia andare una persona e non si accetta cosa è successo e soprattutto non si dice tutto. Questo è Corpi Morti. Corpi morti senza mente, in silenzio rumorosamente, mastichiamo acido, alle lacrime non diamo adito. E urla di notte, in balia della morte, pochi passi dal buio, camminiamo in mezzo al diluvio. E il sole cala sulle parole ondette. E il sole cala sulle parole non dette. Cerco nel buio insistentemente. Il sole cala sulle parole non dette. Cerco nel buio insistentemente. Un sorriso distratto sotto un cielo scarlatto, cerco di sentirlo ridere, illuminato solo dalla cenere. Migliaia i corpi celesti, parlando ci sentiamo maestri, copriamo ricordi amari, facendo pennellate casuali. Il sole cala
ancora più insistentemente. Grazie. Questo è un altro nostro inedito e si chiama È Punk. On the rail, watch that below the setting sail. Many sweets with leather bricks, running fast, night times is deep. Couples laughing and in hand, life love is all pre-planned. I see it all, then ask myself, am I letter pens, too much to shout? With colored air and rebel stance, I grin and shout through this dumb dance. The cig is done, head back in, bitch load open, beer and green. I put the cap and take my throne. I'm on the mess yet not alone. I see it all, then ask myself, am I leather pants, too much to shout? We've got it air and rebel stance, I grin and shout through this dumb dance. Grazie. Si chiama Pep Punk ma in inglese, vabbè non fa niente. Adesso c'è l'ultima. Baba Gogo, bambola gonfiabile. Mi guardi come fossi fatta di pezza, pazza di te fuori di testa, bevitrice di castelli in aria, nella tua vita incasinata, ma io non sono come le tue altre, una tua fantasia ambulante, una bambola portatile, in cui svuoti le tue insulse lacrime.
sogni, ma nel vederci siamo morti. Siamo quasi inseparabili, e il giorno dopo due estranei. Stupida, labile, bambola gonfiabile. Stupida, labile, bambola gonfiabile. Stupida, labile, bambola gonfiabile. Stupida, labile, bambola gonfiabile. Bene, grazie mille. Grazie a tutti. Vi lasciamo agli informazioni. Secondino, un filo. Grazie mille. Allora, complimenti veramente Vuli Carotti, io direi un altro applauso. Diamo il benvenuto all'ultimo gruppo di stasera, gli Ultima Thule, di cui i componenti sono alla batteria Andrea Dau, al basso e voce Stefano Soggiu, alla chitarra Riccardo Baccoli, alla chitarra Alessandro Piras e alla voce il Lune. Il loro genere musicale è il rock sperimentale. Dopo molti cambi di formazione, la band ha finalmente iniziato a esporsi al pubblico nell'estate del 2021, con in mente l'obiettivo di giocare con la musica e col pubblico. Nell'anno seguente hanno iniziato a incorporare anche una forte presenza scenica, con costumi e oggetti di scena, interazioni col pubblico, cover improbabili e anche qualche gag e scenetta per sottolineare l'importanza di non prendersi troppo sul serio. I Thule si sono esibiti nell'edizione del 2025 dell'Asin Art a Porto Torres e del Beach Day Out a Cagliari. Sempre nel 2025 hanno dato vita ad un concerto spettacolo a tema del Mago di Oz e ora si stanno cimentando nel montaggio di un live in studio e nelle registrazioni di un EP. L'obiettivo dell'Ultima Thule è quello di fare della musica un lavoro, di portare il loro spettacolo su palchi sempre diversi e di intrattenere e meravigliare qualsiasi tipo di pubblico, divertendo le persone a prescindere da quali siano i loro gusti musicali. Dicono di se stessi, nati da un fortuito incontro, sono convinti di essere i figli legittimi dei Mr. Bungle e dei Tenacious D e sono pronti a ridicolizzarsi davanti a tutto il mondo. Un applauso per l'ultima band degli Ultima Thule. Il primo brano è Castle, Oblivion.
It's like a celebrity view. Why would you ever be here? Welcome to Castle Oblivion. Have you lived anything there? It's like a celebrity Oblivion. Why would you ever just die? Grazie mille. Abbiamo adesso una piccola cover per voi. È un brano molto famoso per cui non diremo il titolo, ma chi lo indovina è pregato di urlarlo nelle prime battute. La parte della cover. I'm addicted to you. You know that I don't know what to say. When I know what to do, you know that I don't know what to say. It's getting late to fuck you up. I think I should put up on a table skirt. Slowly. With the tears of the lips, I'm on a run. You're talking on the ground. Just as the boys up on the moon. I'm addicted to you. You know that I don't know what to say.
Il prossimo brano invece è un brano d'amore. Che ho scritto per la mia ragazza, quindi è un brano dolce, tenero. Mi sta cadendo l'acqua. Si chiama Drive. Go. Breathing. Nothing's changing for you. Powerful bold will let me through. I run across your face. I raise my eyes. And that's all I see to resting far away. What can I get? What can I get to you? What can I get? Just battle it all, they test. And I'm going to talk about the sound. I'm running the doors on you. Because I just told you again. On the way to find another. You just what can I do? What can I get to you? What can I do? What can I get to you? Ora l'ultimo brano col quale vi delizieremo. Un brano
freno più introspettivo. E prima di eseguirlo voglio dire giusto le parole. È meraviglioso essere qua, riuniti, grazie all'influenza che 2 persone che non ci sono più hanno dato al mondo, l'influenza che hanno trasmesso a chi li conosceva, e essere capaci di portare cose al mondo anche dopo la scomparsa è forse uno dei più grandi traguardi della specie umana. Questo brano parla di perdita e si chiama Tulip, ovvero tulipano.
Saludos, grazie, arrivederci, see you, good night. Ultima Thule! Grandi! Non potevamo finire in maniera migliore, grazie anche delle tue bellissime parole per questa serata. Avete chiuso in bellezza, grazie. E in dolcezza con le merendine che avete lanciato. Chi le ha potute prendere? Beh, grazie, buona serata a tutti. Quindi adesso abbiamo Ci sono i terminato. ringraziamenti. 2 ringraziamenti e ci salutiamo. Grazie mille. Sì, direi che anche stasera abbiamo onorato comunque il ricordo di Giampiero di Landoppio, a cui si è aggiunto anche il ricordo di Antonello Compres Coradussa in una maniera veramente unica, perché questi gruppi, come d'altronde anche negli altri anni, portano sempre energia, stili diversi, ce n'era per tutti i gusti, anche stasera. I doverosi ringraziamenti a chi ha reso possibile questa serata. Il Comune di Stintino. Il Comune di Stintino, sì, per la Fondazione Banco di Sardegna, l'Associazione Stintino, Centro Commerciale Naturale. Grazie per aver adottato l'iniziativa e contribuito alla realizzazione dell'evento, patrocinando la manifestazione e finanziando i costi per l'organizzazione della serata. Il nostro sogno è che questo festival diventi un punto di riferimento e di partenza per tanti giovani dell'isola. E confidiamo nell'amministrazione del Comune, con il sindaco, e nella Fondazione Banco di Sardegna perché questo sogno si possa realizzare. Un doveroso ringraziamento anche a chi ha curato la grafica di questo evento, sia alle spalle vedevamo comunque il logo dell'evento, sia sui social, quindi Giampiero Nugheddu è stato il grafico pubblicitario che ha rinnovato la grafica e anche predisposto la piattaforma Facebook per dare pubblicità all'evento. E infatti è stato comunque anche un tantam sulla stampa, l'Unione Sarda e 14 TV hanno contribuito alla diffusione dell'evento e questo ha reso possibile la partecipazione di molti di voi qua. Il service, ringraziamo la premiata ditta Davide Merlini che ha accompagnato i ragazzi con grande professionalità e il service video Matris per aver curato le riprese video di questa serata. Ringraziamo anche personalmente 2 cari amici, Martino Faedda e Manolo Ciutti, del gruppo dei Capside, che ci hanno aiutato a reclutare queste band di stasera. Direi che siamo andati bene con le band. Niente, il gruppo allora, prima del gruppo organizzatore ringrazierei anche le 3 ragazze che hanno presentato in maniera magistrale, anche molto meglio di noi in realtà, che eravamo un po' i Mauro Repetto della situazione. Brave ragazze, veramente brave. L'anno prossimo faranno tutto da sole. E il gruppo organizzatore nelle persone di Pietro Schiaffino, Paolo Tedde, Mario Pintus per l'organizzazione, Luca Pintus e Viola Tedde per la gestione del social dell'evento. La famiglia. Il sindaco Rita Vallebella, l'assessore alla pubblica istruzione e alle politiche sociali e Marta Diana. La famiglia di Giampiero per averci fatto conoscere una persona meravigliosa come Giampiero Doppio e per aver deciso come sempre di dar seguito a questa nostra iniziativa. Grazie a loro. Sì. E infine ringraziamo i gruppi che sono stati i veri protagonisti della serata, li elenchiamo ancora e tenete a mente questi nomi perché secondo noi li risentirete in scenari anche più solenni di questo. I Mad Dog, i Driven, abbiamo detto che alla fine si dice, Crasa, Fama, La Terapia, Whisper Sound, Vuli Carot e Ultima Thule, i veri protagonisti di questa serata. Protagonisti di questa serata sono stati loro con le loro fantastiche performance sonore. In un panorama musicale sempre più contaminato dalla musica elettronica e dall'intelligenza artificiale applicata alle produzioni musicali, loro per noi sono la resistenza e la speranza.
Sono gli artigiani del rock, i performance e i musicisti di oggi e di domani. Grazie ragazzi, li salutiamo con le parole di Ignazio Doppio, il padre di Giampiero, che alla fine di ogni evento salutava e ringraziava i ragazzi con queste parole. Vi auguriamo di continuare a suonare e fare musica in salute per tanto tempo. Grazie. Grazie. E permettetemi per finire di ringraziare due persone con cui abbiamo diviso tutti i gioie e dolori di questa organizzazione, che sono Pietro Schiaffino, un amico meraviglioso di Stintino, e Mario Pintus, con il quale stiamo portando avanti queste idee, questi progetti e vogliamo continuare ad andare avanti. Grazie a tutti per essere rimasti sino a quest'ora. Grazie. Buonanotte. Ciao all'anno Stintino, prossimo. grazie a tutti. Mario Pintus. Mario è con noi.